Coin resiste e rilancia soprattutto perché la storia di questa azienda, la gloriosa storia di questa azienda, è una storia fatta non soltanto di eccellenza dei prodotti, ma soprattutto è stato sempre quello che è un luogo d'incontro dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, oggi di noi stessi, dei nostri figli. Sono tanti i motivi che fanno tirare un sospiro di sollievo dopo il tavolo al Ministero sulla vertenza Coin, il gruppo di abbigliamento con cuore veneziano diventato nei decenni simbolo del Made in Italy, dopo la grande crisi con lo spettro concreto di chiusure e a 5 mesi dall'avvio del nuovo corso e del nuovo CDA di cui fa parte lo stesso avvocato trevigiano Fabio Crea, migliorano gli indicatori economici e si riducono i costi operativi, la strategia è chiara. Un piano industriale importante che innanzitutto individua quello che è un efficientamento dei costi aziendali anche con una riduzione degli spazi delle varie sedi, ma soprattutto un rilancio a livello di marketing, di partner commerciali. Questo significa nuovi brand per attirare clienti, tra questi potrebbe arrivare il marchio Mango, non solo. Con un rilancio soprattutto della nostra punta di diamante che è Coin Casa, attraverso la quale faremo anche una attività importante di franchising in Italia e all'estero, e poi immancabilmente la digitalizzazione dell'azienda anche e soprattutto attraverso l'e-commerce. Soltanto in Veneto Coin è presente a Mestre, Padova, Verona, Treviso, Bassano, Vicenza, Conegliano, Zerman, Piove di Sacco, compresi i punti Coin Casa e Outlet, e questo per un totale di 18.000 metri quadrati, 39 milioni di euro di vendite all'anno, ma soprattutto 250 dipendenti, senza contare i 120 della sede centrale amministrativa di Mestre. Sono previsti degli ammortizzatori sociali in tutte quelle situazioni in cui c'è un ridimensionamento della sede, ma tutti i lavoratori sono in protezione. Ho letto anche di un intervento importante di supporto dell'assessore Bitonci, ci sarà anche un interessamento da parte dell'assessore Pavanetto in quanto titolare del referato del lavoro, perché ovviamente anche quelle che sono forme di tutela dei lavoratori, eventuali ammortizzatori, sono supportati anche dalla Regione Veneto. Può dirsi quindi conclusa la fase di messa in sicurezza del gruppo dopo l'aumento di capitale reso possibile anche da Invitalia attraverso il fondo di salvaguardia delle imprese promosso dal Ministero. Ed è per questo che la politica, attraverso il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, e alcuni importanti parlamentari del nostro territorio, il senatore Gianmetti di Verona, il senatore Speranzon di Venezia, hanno voluto contribuire e che questa storia non solo continuasse ma venisse rilanciata. Ecco, quando c'è questa sinergia e questa volontà da parte della politica, i risultati si ottengono.